Buongiorno e bentrovati a un'altra puntata di TG Plus Focus. Oggi ci occupiamo degli aumenti dei canoni. C'è un gestore che vince una causa e adesso si parla di stop agli aumenti di canoni per le aree balneari. Abbiamo con noi Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Assessore. Allora, come andrà a finire? Che cosa succederà adesso che c'è stato questo stop? È ovvio che di fronte a una sentenza di questo tipo ora ci saranno altre concessioni balneari, quindi altri titolari di concessioni balneari che ovviamente faranno ricorso a questo decreto che il Ministero aveva fatto di aumento delle concessioni dei canoni balneari. Era una, diciamo, decisione che potevamo anche attenderci o aspettarci. Tra l'altro come Regione Veneto da sempre denunciamo questa situazione dove gran parte, tra l'altro, delle concessioni che vengono pagate nel nostro territorio non finiscono alla Regione Veneto, ma finiscono al demanio nazionale, quindi allo Stato, nonostante i servizi siano servizi di tipo locali, quindi di conseguenza noi abbiamo sempre richiesto un'attenzione particolare verso quel concetto di demanio federale, ossia la possibilità non solo di dare le concessioni in loco, ma anche di trattenere quelli che sono i canoni per i servizi che poi dobbiamo rendere al turismo, mentre così purtroppo circa il 98% dei canoni che vengono riscossi per le concessioni vanno direttamente a Roma. Quindi noi siamo sempre stati contrari a questi aumenti. Mi fa piacere che questo gestore abbia vinto il ricorso, anche perché siamo dell'idea che minor tasse da parte dei nostri concessionari significano anche minor tariffe che vengono applicate per l'affitto degli ombrelloni, per Però esempio. allora sarebbe forse il caso di obbligare quelli che non sfruttano i guadagni per portare a regime anche dal punto di vista strutturale le varie aree, sarebbe il caso di obbligarli a farlo allora. Noi non possiamo obbligarli, però ho letto anche questa mattina della volontà degli altri concessionari di fare ricorso. Credo che a questo punto, avendo vinto la prima sentenza, tutti coloro i quali si trovino nelle stesse condizioni avranno buone possibilità, totali non lo dico perché non si sa mai quando si va di Certo. fronte a un giudice come vada a finire, però grandi possibilità di poter vincere il ricorso e ripeto, per noi è positivo perché è ovvio immaginare che un aumento dei canoni demaniali poi di fatto il proprietario, il concessionario cosa fa? Lo va a scaricare sull'utente finale, Eh, questo è ovvio, quindi il rischio è infatti. che poi questo aumento del 25% che già si somma a un aumento diciamo anche naturale legato all'inflazione, legato all'aumento dei costi che purtroppo negli ultimi 2 anni abbiamo verificato che viaggiano già tra un 20 e un 30% anche per effetto appunto di un aumento generalizzato dei prezzi, rischierebbe di aggiungersi questo maggior Certo, 25% dei canoni, quindi poi chi va certo. in spiaggia per affittare un ombrellone si trova a dover pagare di più. Bene, è stato chiarissimo, Assessore, la ringraziamo davvero per queste informazioni e ci vediamo presto. Grazie di essere stato con noi a TG Plus Focus. Buona giornata. Grazie, buona giornata anche a voi e buon lavoro.